A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In attesa delle precipitazioni che sono previste per domani, in regione si continua a lottare contro il fuoco. La situazione che preoccupa maggiormente riguarda Resia, dove il fronte è ancora attivo e dove operano 2 Canadair e un elicottero. A fare il punto della situazione dalla Protezione Civile di Palmanova è il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, il quale conferma il miglioramento della qualità dell'aria, tanto che alcuni sindaci hanno revocato le ordinanze di precauzione come quella sull'utilizzo delle mascherine. Vicepresidente, a questo momento qual è la situazione per quanto riguarda il fronte degli incendi? La situazione è stabile. Diciamo che le operazioni di spegnimento sulla parte del Carso stanno proseguendo e il lavoro più importante rimane Resia, dove stanno operando 2 Canadair e un elicottero. Poi ci sono delle situazioni minori che riguardano altri focolai, ma insomma quella situazione lì ci preoccupa un po' meno. La cosa più impattante resta in questo momento Resia e lì siamo concentrati nel cercare di contenere. Tutti naturalmente speriamo che le previsioni siano mantenute, quindi vuol dire che tra la notte e la mattina di domani dovrebbe arrivare la pioggia. Poi lì c'è il disagio anche delle persone che possono muoversi con una limitazione importante, perché il versante dà del rischio anche rispetto alle viabilità, sia quella esistente che quella che abbiamo realizzato. Senta, per quanto riguarda anche la qualità dell'aria? Sicuramente le soglie sono state superate in determinati momenti, poi nell'arco della giornata vediamo una riduzione. Questo è sicuramente un disagio che abbiamo subito, anche se oggi mi pare di poter dire abbastanza con tranquillità che le condizioni sono completamente diverse rispetto ai primi giorni. Tanto è vero che alcuni sindaci hanno addirittura revocato le ordinanze di precauzione che avevano assunto, in particolare per l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Le previsioni danno precipitazioni abbondanti, quindi tutti confidiamo che questo ci aiuti. Nello stesso tempo confidiamo che non crei danni nel verso opposto, nel senso che le precipitazioni poi anche quelle possono creare dei disagi. E tra i sindaci che non hanno rinnovato l'ordinanza di precauzione sull'utilizzo delle mascherine all'aperto c'è anche quello di Monfalcone. La situazione si è ormai normalizzata, ha spiegato Maria Cisinto, ora si attende la pioggia prevista nei prossimi 2 giorni. Il sindaco di Monfalcone però fa sapere che il vallone resta chiuso per le necessarie bonifiche. In questo momento ancora per qualche giorno probabilmente il vallone sarà chiuso. Lì c'è nelle adiacenze anche il luogo da cui pescano l'acqua gli elicotteri, quindi quell'area lì per il momento rimane chiusa la strada. La zona ha comunque ancora qualche ripresa, però è tutto molto definito e contenuto. In tutta la giornata di ieri, la nottata e anche oggi i valori dei PM10 sono molto bassi, attorno ai 20. Ieri sera è scaduta alle 24 l'ordinanza, che oggi non abbiamo ripreso perché non c'è più bisogno di nessuna limitazione. Le previsioni sono per domani, poi vedremo se sarà così, di un po' di pioggia nei prossimi giorni. In questo momento la situazione è veramente tornata alla normalità, c'è sempre un elicottero che fa le verifiche che se ci sono degli altri piccoli luoghi di induzione vengano sedati immediatamente. Scene surreali tra Cividale e Premariacco, dove il Natisone si presenta completamente in secca. Una situazione drammatica, peggiorata nell'ultima settimana, che si è verificata in passato solamente in 2 occasioni, negli ultimi 100 anni, nel 1985 e negli anni 40. Questa mattina il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha svolto un sopralluogo nella cosiddetta Premariacco Beach, constatando la moria di pesci e lo scenario spettrale che si presenta sotto al Ponte Romano, meta prediletta dei cittadini della zona in cerca di refrigerio. C'è solo da augurarsi l'arrivo della pioggia, non possiamo
possiamo fare altro, ha detto il primo cittadino, ricordando anche la disperazione degli agricoltori della zona. Tutto il letto del fiume è in secca, le poche pozze presenti sono ormai senza ossigeno, un danno che colpisce non solo le specie ittiche ma anche la fauna locale. Rispetto agli anni scorsi, ha sottolineato De Sabata, si sta verificando un turismo diverso, sono tanti i fotografi o i cittadini che vengono ad osservare le forre in secca e la gola del Natisone senza acqua, uno spettacolo all'incontrario con il fiume trasformato in un vero e proprio canyon all'americana. Purtroppo, ha aggiunto il sindaco, non sono previste né pulizie né sghiaiamenti immediati sul letto del corso d'acqua. I tempi per presentare i progetti e ricevere le autorizzazioni, ha concluso, sarebbero troppo lunghi. Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo, penso che su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possano trovare condivisioni tra destra e sinistra. L'ha detto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga parlando delle elezioni politiche del 25 settembre. La campagna elettorale è già accesa, spero si riesca a riportarla sulla linea del buonsenso, ha detto Fedriga. Il governatore ha anche accennato alla possibilità che a Pordenone Legge venga presentata una sorta di sua biografia. Sentiamo. È già iniziata la campagna elettorale, già i toni forse non sono quelli che lei auspicava solamente 3 giorni fa. Infatti, non mi sorprende ma mi delude. Io spero che si riesca comunque a riportare la campagna elettorale su una linea del buonsenso. Io sono convinto che sia profondamente sbagliato demonizzare gli avversari da una parte e dall'altra. Noi dobbiamo come coalizione raccontare i nostri progetti che chiaramente ci differenziano in molte parti da quelli della sinistra e così la sinistra dovrebbe fare per quanto riguarda il suo progetto politico per il Paese. Continuare invece a basare una campagna elettorale sugli insulti, le accuse, le demonizzazioni reciproche penso che faccia male al Paese. Anche a Salvini questo appello? Ma guardi, non è che sono a Salvini, alla Meloni, a Letta, a Renzi o a chi che sia. Io penso che la politica italiana debba cercare di innalzarsi rispetto a quanto fatto negli anni pregressi, dove la rissa oscurava totalmente un programma di governo. Noi dobbiamo presentare un programma di governo credibile, stiamo scrivendo, Salvini ha chiesto anche ai governatori dal loro contributo, lo faremo, però penso che il dibattito dovrà concentrarsi anche per esempio sull'approvvigionamento energetico, sulla siccità e come affrontarla, sui rapporti internazionali, sulla questione lavoro, cioè sono cose che sono fondamentali per il Paese. Dopodiché e penso che su alcuni temi per esempio di interesse generale per il Paese penso che si possa trovare addirittura la condivisione destra e sinistra, indipendentemente da chi governerà. Poi ci sono i temi distintivi di valori, penso alla questione immigrazione regolare o irregolare. Dopodomani il tavolo Varsila sarà un tavolo molto difficile. Dalla Finlandia hanno detto noi non retrocediamo su questa idea. Aspettiamo, vediamo cosa diranno mercoledì al tavolo. Noi continuiamo ovviamente su una difesa non soltanto del lavoro, ma anche una difesa penso su un asset strategico per il Paese. La nava meccanica è fondamentale, Varsila in Italia fa parte di questa filiera ed è importante che la produzione rimanga in Italia. Gira voce che a Pordenone Legge ci sarà anche la prima biografia di Massimiliano Fedriga. Non devo dirlo. No, potrebbe essere. Non vuole essere qualcosa che insegna a qualcuno come si vive, come si fa politica ed altro. Tutto parte dall'esperienza del Covid per poi andare anche su profili personali ed altro. Si accennava prima all'impegno della Regione sul fronte degli incendi, diceva il vicepresidente della Regione Riccardi, sono attese precipitazioni, speriamo che non si passi da un allarme all'altro e in effetti abbiamo già una allerta per quanto riguarda il maltempo, un'allerta regionale dalle ore 21 di oggi fino alla stessa ora di domani, martedì. Allerta gialla per rischio temporali forti su tutto il Friuli Venezia Giulia. Partirà a novembre, si concluderà in 6 mesi il dragaggio del fiume Corno che porterà alla piena operatività di Porto Nogaro dopo anni di attesa da parte delle aziende che operano nello scalo ma anche dell'indotto. Oggi a Udine l'assessore regionale Scoccimarro ha annunciato la discesa in campo di un commissario per i dragaggi, si tratta dell'ammiraglio Aurelio Calgiore.
Progetti e finanziamenti ci sono. Ora, per disincagliare il piano dei dragaggi del fiume Corno dalle maglie della burocrazia, la Regione mette in campo un commissario. Si tratta dell'ammiraglio Aurelio Calgiore, chiamato a riportare la piena operatività a Porto Nogaro dopo anni di attesa e difficoltà. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso di un incontro sul tema in Confindustria Udine. L'obiettivo è di partire con i lavori a novembre per concluderli nell'arco di 6 mesi. Si interverrà per portare la profondità del corso d'acqua a 7,5 metri e la larghezza a 36. Noi i soldi li avevamo messi, i progetti anche, non si riusciva a partire per problemi normativi, quindi abbiamo messo in campo, come detto, le istituzioni e nel caso del commissario è un livello talmente elevato che penso sia indiscutibile la professionalità e quindi più di così non potevamo fare, abbiamo preso il Cristiano Ronaldo della situazione, quindi con lui si doveva vincere la partita. Abbiamo applicato il decreto 173 in cui si fa un intervento importante, molto grosso, per 36 metri di larghezza e 7,5 di profondità. Il dialogo, come ho detto, con la magistratura è proficuo per il dissequestro che ci servirà per eseguire i lavori che, come ho detto, partiranno in novembre e dureranno 6 mesi. La Regione mette in campo un commissario. Come valutate questa decisione? Qualsiasi azione che serva ad accelerare questa grottesca situazione credo che sia benvenuta. Oltre a una lunghissima storia che parte nel 2002, dal 2019 è tutto fermo dopo l'incagliamento della nave, in una situazione ulteriormente aggravatasi dopo il conflitto dell'Ucraina, perché la necessità ora è di avere navi ancora più grandi rispetto a quelle di prima che arrivavano da Mariupol, adesso arrivano da porti più lontani. Sta creando un danno molto importante a una zona, l'Ausa Corno, che è importante per l'economia regionale e noi speriamo davvero che la Regione affronti con energia questo problema perché veramente è troppo il tempo che è passato. E poi c'è un grande progetto che non è ancora concretizzato ma che è una grande ipotesi di sviluppo per San Giorgio, che è l'area oltre la banchina Pittini, quella finale, che è sicuramente condizionata ad aver risolto in maniera finale e sicura e non aleatoria il problema dei fondali. Diciamo che la discesa in campo di un commissario lascia ben sperare anche per questo progetto nel quale Confindustria crede moltissimo. Sì, se non diventa un ulteriore passaggio che allunga i termini, perché io credo che anche le vie ordinarie possono funzionare se c'è la volontà di farlo. Ben venga la soluzione che ci garantisce una soluzione più rapida. Sfiorato il 6 al Super Enalotto a San Vito al Tagliamento, nel concorso del 23 luglio è stato centrato un 5 del valore di quasi 27.000 euro. La giocata vincente è stata registrata all'edicola Tabacchi di Via Maggiore. La rincorsa al 6 prosegue con il jackpot da oltre 243 milioni di euro, record nella storia del gioco, in palio nella prossima estrazione. È stata presentata la campagna abbonamenti per la prima storica A2 della web Gesteco Cividale, obiettivo almeno 1.000 tagliandi per ricreare la marea gialla che ha spinto la squadra alla promozione. Infatti lo slogan che lancia la campagna è travolgente. Bravissimi Franco Bressanuti e Gabriele Bruni, fantastici nel creare sia un'immagine a livello grafico sia questo claim, come dite voi bravi, sì, perché rende l'idea, si cuccia addosso perfettamente su di noi, giovani, noi siamo giovani, siamo emozionati, emozionanti, siamo travolgenti, come la marea gialla che ci ha spinto verso la Serie A. Senza la marea gialla forse non ce l'avremmo fatta, non avremmo mai la controprova, ma questo pubblico è cresciuto, la tifoseria è cresciuta, l'entusiasmo è cresciuto e vogliamo continuare a crescere insieme a questa onda anomala che ci spinge oltre i nostri limiti. Ecco, fissiamo l'asticella, l'anno scorso gli abbonamenti erano 470 circa, quest'anno quanti devono essere? Mi piacerebbe superare i 1.000, dai, arrivare a 1.000, credo che ci siano tutte le caratteristiche per arrivarci. Tutti mi chiedono, adesso è il momento di dare un bel segnale, i ragazzi se lo meritano, noi siamo pronti. Io credo che avere uno zoccolo duro di oltre 1.000 tifosi abbonati potrebbe rappresentare un bel punto di partenza, perché sarà un campionato duro, sarà un campionato pieno di insidie, per noi siamo dei neofiti, pensiamo di avere una squadra all'altezza, ma siamo molto umili, avere uno zoccolo duro di tifosi che ci garantisce tifo e sostegno potrebbe essere un valore in più. Ci fermiamo qui, appuntamento tra pochissimo, con A voi la linea.